Eccoci nuovamente in studio con il Sindaco Risponde, stiamo dialogando con il Vice Sindaco di Padova Andrea Michalizzi su tutte le tematiche principali, più d'attualità relative appunto alla città di Padova. Ovviamente ci stiamo interrompendo quando arrivano messaggi, segnalazioni da parte dei nostri telespettatori, potete continuare a farlo, vedete i numeri e i riferimenti insomma, per interagire con noi sempre in onda. Questi sono gli sms al 345 334 1171. Ricordo come sempre che durante la settimana potete mandarci la mail anche al sindacorisponde@gruppotv7.com, magari per quelle segnalazioni un po' più complesse che forse richiedono un po' più spazio rispetto a quello di un semplice messaggio di testo. Vice Sindaco, cambiamo argomento e parliamo di parchi, perché insomma già dal precedente mandato, insomma dal vostro precedente mandato, avete detto fin da subito, annunciato fin da subito di voler puntare molto sui parchi, sul verde, insomma su questi polmoni che possano dare ai padovani insomma la possibilità anche di godersi un po' gli spazi all'aria aperta, di godersi un po' la socialità. Mi sono segnato alcuni dati perché in questi mesi state acquisendo circa 700.000 metri quadri di superfici verdi in città, che quindi insomma è una cifra abbastanza importante. Circa il 13% delle aree verdi presenti a Padova sono di proprietà comunale, più o meno 32 metri quadri per abitante, che quindi anche questo insomma è un dato particolarmente significativo, ma mi volevo concentrare sul Parco Treves, che è un parco forse non molto conosciuto dai padovani, eppure è uno dei più belli. Siamo a ridosso dell'ospedale, per chi non lo sapesse. Tra l'altro ci sono delle novità, perché chi non lo conosce ora a maggior ragione lo potrà conoscere di più, adesso vi diciamo anche perché. Però insomma la storia del Parco Treves è molto particolare, perché fu realizzata dall'architetto Iappelli, siamo nella prima metà del 1800, ed era un parco privato inizialmente, perché era del palazzo Treves de Bonfili, che si trova proprio tra la Basilica del Santo e l'ospedale. In origine era un orto botanico privato, quindi uno dei primi in Italia, anche qui un altro piccolo primato. È stato molto danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale e venne praticamente dimenticato fino agli anni 50, quando venne preso in consegna dal comune di Padova. Stiamo vedendo delle immagini, questo è veramente un gioiellino, Vice Sindaco, per la città di Padova. Sì, guarda, mi viene da commentare anche le immagini che si vedono. Faccio un appello: se non avete visto il Parco Treves andate a vederlo, perché ogni padovano deve poterlo vedere, apprezzare questa meraviglia che abbiamo in città, una meraviglia dello Iappelli, stessa firma del Pedrocchi, il giardino romantico per eccellenza, ed è veramente uno scorcio di Padova stupendo, fra corsi d'acqua, verde, con piante anche particolarissime. Prima abbiamo visto quell'albero disteso, è un bagolaro che è ceduto, è caduto ancora diversi decenni fa, ma pur cedendo e cadendo non è morto. E quindi lui ha continuato a vivere, e se lo si va a vedere proprio si intuisce questa caratteristica non solo dalle foglie che come dire, si ripropone ogni anno, insomma, ma anche da come si è organizzato. Un simbolo di resilienza. Sì, ecco. Esatto, guarda, ma tra l'altro ha assunto una forma stupenda, sembra quasi un bonsai, quelle forme un po' particolari, meraviglioso. Quello è il piccolo tempietto, sotto c'è una ghiacciaia, insomma il parco è meraviglioso, c'è una cavallerizza lì dietro, andate a vederlo perché è stupendo. A maggior ragione perché adesso avete aumentato gli orari d'apertura tutti i giorni dalle 10 alle 18, fino a poco tempo fa solo un paio d'ore al mattino, un paio d'ore al pomeriggio. Credo fosse anche un atto dovuto, Vice Sindaco, un gioiellino di questo tipo è bene che sia a disposizione dei padovani quanto più possibile. Viene trattato come un museo diciamo dei giardini, e questo è a pieno titolo dentro, come dire, i nostri giardini storici, e quindi anzi addirittura una volta si pagava il biglietto per entrare.
Il costo del biglietto l'ho tolto io quando ho fatto l'assessore al Verde, quindi sono anche molto legato a quel parco, a un restauro che era stato fatto di recente in quel periodo in cui ero assessore dall'architetto Bussadori, e oggi abbiamo aumentato i tempi di apertura perché sì, in effetti era un po' troppo ristretto, ma noi volevamo e vogliamo che il parco sia aperto con anche del personale che possa in qualche modo custodire questo gioiello. Abbiamo diversi parchi storici. Allora dopo me li racconta tra un attimo, ci fermiamo un secondo perché c'è un altro messaggio per lei. Allora diamo la precedenza giustamente ai nostri telespettatori. Allora andiamo a leggere questo messaggio che ci è arrivato. Buonasera, vorrei sapere se ci sono progetti riguardo al campo Giostrai, sito in via Lungargine Ziani. Progetti riguardo al campo Giostrai. Anche qui forse chiediamo magari se chi ci ha mandato il messaggio può essere un pochettino più specifico. Lungargine Ziani, ma non capisco a cosa si sta riferendo la signora, il campo Giostrai. Chiediamo magari se ci possono magari tramite un altro SMS o magari anche tramite la mail, che come vi diciamo è sempre disponibile, spiegare bene la situazione nel dettaglio, così poi possiamo riportarla al vice sindaco che vi darà giustamente le risposte di cui avete bisogno. Vice sindaco diceva che Padova ha molti parchi storici. Bello da vedere è Roseto di Santa Giustina, quindi è là vicino, tra l'altro, sempre in zona Pontecorvo, Santa Giustina, e lì invece si possono vedere tante qualità e specie di rose, alcune anche presenti solo lì da ottenitori di rose, insomma persone che studiano incroci e ottengono forme e colori molto belli. Anche lì siamo dentro il Parco delle Mura, offre opportunità anche di un giardino che non è solo ricreativo ma anche ti dà uno sguardo diverso, più suggestivo. Cambiamo argomento, vice sindaco, siamo proprio in chiusura, però una postilla su questo voglio farla con lei. Ha sfilato al corteo del Pride sabato scorso, era presente anche lei come buona parte della giunta? C'era anche il sindaco. Padova è una città che sui diritti ha un atteggiamento, come dire, chiaro. Padova è una città aperta dove tutte le persone sono uguali. Per noi è un evento, questo del Pride, importante. Ha più i tratti di una manifestazione, quindi con i colori e anche come dire, le presenze tipiche di una manifestazione, ma io ci tengo a dire che la nostra è una città che anche svolge molti servizi a difesa, tutela, vicinanza tutti i temi legati alle persone omosessuali. Lo sportello Spolato offre assistenza tutti i giorni per chi ne ha bisogno, e quindi oltre, come dire, a tenere alta la bandiera dei diritti, cerchiamo anche di offrire sempre più servizi verso chi ha anche situazioni di difficoltà. Io ho sfilato con le famiglie omogenitoriali. Tra l'altro l'ho fatto anche perché c'è una situazione di questo tipo nella scuola materna dove va mia figlia. Due compagni di classe di mia figlia, una volta Anita mi ha detto lui ha due mamme. E l'ha detto come dire, mia figlia ha 4 anni e mezzo, e oggi queste famiglie vivono una situazione come dire, particolare, perché rischiano, in virtù del provvedimento del governo, di non essere più riconosciute, e il timore dei compagni
di classe è che questi due bambini non siano più fratelli. Io credo che una società come la nostra non possa discriminare le persone, avere anche conseguenze poi su minori, ma di questo tipo, di questa portata. Noi dobbiamo, come dire, schierarci verso anche, come dire, la libertà e i diritti delle persone. Quindi io mi sono sentito di sfilare a fianco con le famiglie. Come segno di vicinanza. Sì, l'abbiamo fatto, la cosa bella, con le altre famiglie della classe della scuola, a segnare il fatto che come i nostri bambini giocano insieme, come noi ci troviamo anche nel doposcuola, nelle attività insomma di quartiere, noi non facciamo differenze e credo che questo avvenga perché le differenze poi le mettiamo noi, ma nei termini non esistono. Grazie Vice Sindaco Andrea Michalizzi per essere stato con noi in questo appuntamento con il Sindaco Risponde, una buona serata ovviamente. Buona serata. E grazie ovviamente anche a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Dopo di noi il telegiornale con le informazioni dei reporter alle 21 torna come tutti i martedì sera Elena Cognito con TV7 con voi, speciale sera. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.